Benvenuti, oggi è sabato 8 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 17:30. La luna si leva alle 13:09 e cala alle 4:03. Oggi è il giorno di San Gerolamo. Gerolamo o Girolamo viene dal greco e significa nome sacro. Oggi 8 febbraio è il Kite Flying Day. La giornata mondiale del volo degli aquiloni celebra una divertente attività all'aperto che unisce generazioni ed incoraggia l'esplorazione del volo e della costruzione di aquiloni. L'origine di queste strutture risale alla Cina del 470 a.C., con leggende legate al modo in cui il vento influenza le foglie degli alberi o al soffio delle vele delle navi. Le storie raccontano anche di aquiloni inventati per spiare i nemici oppure per inviare messaggi. Iniziamo con Diana del Bufalo, che oggi festeggia il suo 35esimo compleanno. Dal 2010 Diana ha acquisito sempre più notorietà nel mondo dello spettacolo. Inizialmente conosciuta come cantante, si è poi affermata come presentatrice TV e attrice. E adesso un caloroso augurio di buon compleanno a Elisabetta Gregoracci, che oggi compie 45 anni. Elisabetta ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a soli 17 anni, quando dopo aver vinto il titolo di Miss Calabria ha partecipato alle finali nazionali di Miss Italia. Da allora ha avuto una brillante carriera come presentatrice e ha sposato l'imprenditore Flavio Briatore. E infine un grande augurio al nostro ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, che oggi compie 74 anni. La sua prima grande avventura politica inizia nella sua città natale, Gela, dove diventa sindaco ottenendo buoni risultati. Nel 2012 viene nominato vicepresidente della Commissione Speciale Antimafia dall'UE e ad agosto dello stesso anno si candida alla presidenza della Regione Sicilia. A ottobre Crocetta viene eletto presidente. Entrò nel salone con aria tranquilla, indossando un abito scuro e un lungo velo bianco, simile a quello di una sposa. Ma per Mary Stuart, che in Italia chiamiamo Maria Stuarda, l'8 febbraio del 1587 non fu il giorno del matrimonio, bensì della sua morte. Venne decapitata con l'accusa di aver cospirato per assassinare la cugina, la regina d'Inghilterra Elisabetta I. Ma vi siete mai chiesti come funzionano quegli apparecchi che smistano gli oggetti nelle catene industriali? Per l'imballaggio si possono usare smistatori ottici, in cui i prodotti agricoli passano sopra o sotto dei sensori, su un nastro trasportatore o in caduta libera. I sensori sono collegati a un elaboratore di immagini che esamina i prodotti in base ai criteri di selezione predefiniti. Quelli da scartare vengono respinti con un soffio d'aria compressa se sono piccoli, oppure con un recupero meccanico se sono grandi, mentre il resto prosegue per ulteriori lavorazioni. Buongiorno ai 12. Oggi la bella Venere entra in Ariete. Nel primo segno zodiacale la Venere diventa assolutamente avventuriera, scoppiettante di vita e piena di aspettative. Vediamo cosa crea nello zodiaco Ariete. La bella Venere entra nel vostro cielo, non è il cielo alle più congeniale, visto che voi siete un territorio marziano, ma sicuramente riscalda il cuore e si accende della passione del fuoco tipica del vostro elemento. Nuovi amori e nuovi inizi per voi Ariete. Toro, è una Venere che si va un po' a nascondere, è il vostro pianeta guida, per cui in 12ª casa diventa un pianeta assolutamente sospettoso e un po' emotivo, qualcosa da chiarire con il partner. Gemelli, Venere amica finalmente, e voi vi potete dare a nuovi e variegati stimoli in amore. Tra l'altro proprio oggi Giove e la Luna nel vostro segno zodiacale creano delle stupende fantasie affettive.
Cancro, una luna e una Venere un po' strane per voi, luna pensierosa, Venere di quadratura. Proprio voi che ospitate Marte, è un po' l'inizio di una serie di tensioni in amori per cui portare molta pazienza. Leone, una stupenda Venere di trigono per voi ed eccovi di nuovo redivivi passionali e ruggenti, una Venere di fuoco che porta luce e chiarezza in amore e che finalmente vi fa fare pace con il partner. Vergine, per voi la buona notizia è che Venere esce dall'opposizione, per cui in amore è tutto un pochino meno difficile, si presentano meno ostacoli e adesso siete liberi di dialogare in una maniera più serena con la persona che amate. Bilancia, Venere, il vostro pianeta guida, trovandosi in Ariete in opposizione, inizia una provocatoria condizione planetaria che vi spingerà ad ammettere che avete bisogno di rinnovare il vostro bisogno affettivo e di certezze maggiori. Da ora si fa comunque a modo vostro. Scorpione, una Venere che abbandona il trigono dei pesci, per cui una Venere che abbassa un po' la tensione e si fa sentire nei termini in cui tende un po' a sparire. Un amore un po' latitante per voi Scorpione, che dovrete tentare di capire meglio e di inseguire un po' di più il partner. Sagittario, stupendo trigono per voi ed ecco una Venere che vi supporta e che vi aiuta. È arrivato il momento di concedersi di più in amore, anche fare un bel viaggio con il partner o perché no, nel caso delle coppie collaudate, anche allargare la famiglia. Capricorno, la Venere inizia la sua quadratura ed inizia un periodo un po' teso in amore per voi, un periodo in cui la fiducia sarà l'indicatore massimo. Ascoltate bene il partner e soprattutto non tentate di convincervi, ma di rendere la situazione convincente. Acquario, Venere amica per voi, una Venere assolutamente comunicativa che vi getta tra le braccia di nuovo di una comunicazione affettiva che da tempo avevate abbandonato. Una bella proposta arriva a stravolgere anche in una serie di progetti che avevate in mente. Vi ricordo che Venere è anche la piccola fortuna. Pesci, giornata intensa per voi con una Venere che cambia segno zodiacale e che si rende più oggettiva e prospettica. Una Venere che tende a dare più il giusto al di là dei sogni ed è proprio una visione più concreta dell'amore quella che inseguite per ora. Fino all'8 febbraio del 2006 nessuna donna italiana aveva mai vinto un Grammy Award. Quel giorno c'è riuscita Laura Pausini, premiata per Escucha nella categoria Miglior album pop latino dell'anno. Prima di lei avevano ottenuto questo riconoscimento Domenico Modugno nel 1958, Nino Rota nel 1972 ed Ennio Morricone nel 1987. Oggi esploreremo il significato del modo di dire italiano avere la puzza sotto il naso. Questa espressione colorita è usata per descrivere qualcuno che si comporta con un atteggiamento di superiorità, guardando gli altri dall'alto verso il basso, quasi come se emanassero un odore sgradevole. Un'espressione inglese simile al nostro modo di dire italiano è to put on airs, traducibile con darsi delle arie. Oggi parliamo di John Ruskin, scrittore, pittore e celebre critico d'arte, che ha vissuto una vita piena di controversie. La leggenda racconta che durante la sua prima notte di nozze, Ruskin svenne alla vista dei peli della sua giovane moglie, Effie Gray. Il loro matrimonio venne annullato 6 anni dopo perché non fu mai consumato. Per difendersi dall'accusa di impotenza, Ruskin spiegò di non essere attratto dal corpo della moglie, che aveva apprezzato quando l'aveva conosciuta a 12 anni e che avrebbe voluto che rimanesse in quel modo. In seguito Ruskin si innamorò perdutamente di una bambina di 9 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il migliore riconoscimento per la fatica fatta non è ciò che se ne ricava, ma ciò che si diventa grazie ad essa. È arrivato il momento di salutarci, ma ormai lo sapete, come sempre ci rivediamo domani con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Quindi a domani e buona giornata dalla vostra Martina.